Guardate cosa abbiamo trovato. Rompendo questo sasso sono venute fuori due conchiglie. Conchiglie che risalgono a 180 milioni di anni fa, l'era del Giurassico. Bentornati in questo nuovo video. Siamo ancora una volta alle miniere del Vaio del Paradiso, dove fino agli anni 50, Federico, sì, fino alla fine della seconda guerra mondiale, sì, si estraeva lignite, carbon fossile, e andiamo ad esplorare una seconda entrata per noi ancora nuova. inesplorata. Esatto. Seguiteci. Andiamo. Dai, vieni. Eccoci arrivati. Questa è l'entrata che ci appare, sembra quasi un tempio in Sud America. Del mondo. Yeah. Che bella! Come spesso accade, nelle gallerie troviamo anche qui numerose tracce di animali. Queste sembrerebbero tracce di cinghiale. Dici tu, Federico? Sì. Ma sì. Sì, cinghiale. Oh, attraversando un piccolo tratto di galleria allagato, acqua fredda gelida. Eccolo. Vai, tranquilla. Su. Ecco qui dove si vede lo strato di lignite, carbon fossile, che praticamente non sono nient'altro che alberi fossilizzati e carbonizzati per la mancanza di ossigeno, che praticamente un tempo qui era laguna, c'era il mare e venivano sommersi per materiale sia dal fango e da tutte le mareggiate, e rimanevano sotto e i minatori andavano alla ricerca poi di questo. Qui davanti a me si può vedere uno scavo che sarà alto 30 cm, là in fondo si vede la lignite dove i minatori rincorrevano attraverso questi strettissimi cunicoli. Pensate che lavoro infernale, passavano anche 10 ore in miniera. Sopra la mia testa si può vedere le tracce di un legno, un carbon fossile, un tronco carbonificato. Mentre qui si vede una conchiglia del bivalve. Guardate cosa abbiamo trovato. Rompendo questo sasso sono venute fuori due conchiglie. Conchiglie che risalgono a 180 milioni di anni fa,
l'era del Giurassico. Ora inizia per noi un tratto veramente stretto. Ora proviamo a infilarci in questi cunicoli perché le altre vie non andavano. Eccolo qua, il carbon fossile che i minatori inseguivano. Anche qui guardate quanti conchigli. Molto probabilmente è una conchiglia di cerizio. Si vede che è tutta arricciata su se stessa e va su. Bellissima. E niente, la galleria si stringe di parecchio e non conviene proseguire, quindi facciamo un ritorno verso l'uscita. Anche questa esplorazione si conclude qui e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!